Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore ed io era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla su di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna. Saranno finiti i giorni del tuo lutto. C'è gente, anche noi tante volte, che non può vivere nella luce perché è abituata alle tenebre. La luce li abbaglia, sono incapaci di vedere, sono dei pipistrelli umani. Soltanto sanno muoversi nella notte e anche noi, quando siamo nel peccato, siamo in questo stato, non tolleriamo la luce. È più comodo per noi vivere nelle tenebre. La luce ci schiaffeggia, ci fa vedere quello che noi non vogliamo vedere. Ma il peggio è che gli occhi dell'anima, dal tanto vivere nelle tenebre, si abituano a tal punto che finiscono per ignorare cosa sia la luce, perdere il senso della luce, perché mi abituo più alle tenebre. Lasciamo che l'amore di Dio, che ha inviato Gesù per salvarci, entri in noi e la luce che porta Gesù, la luce dello Spirito, entri in noi e ci aiuti a vedere le cose con la luce di Dio, con la luce. All'inizio di questa veglia chiediamo allora ancora una volta luce, luce dello Spirito Santo, luce di verità, luce che vince le tenebre dell'odio, della guerra, della divisione, luce che genera pace, la pace di cui abbiamo tanto bisogno. La preghiera di questa veglia, alla vigilia di Pentecoste, ci aiuti anche a chiedere il dono della pace che illumina ogni uomo. Ci alziamo in piedi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che viene a salvarci sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci troviamo raccolti insieme davanti a te, o Signore. Ti preghiamo di illuminare i nostri occhi per comprendere il grande mistero di cui ci hai fatti partecipi. Siamo qui per vivere insieme la nostra fede, fede che può dare gusto a una vita, fede che può illuminare un'esistenza. Questa sera Dio vuole illuminare la nostra esistenza e darci il gusto di vivere. Ripetiamo. Egli avrà la luce della vita, dice il Signore. Egli avrà la luce della vita, dice il Signore. Chi mi segue ha già vinto le tenebre. Egli avrà la luce della vita, dice il Signore. Se custodirà la mia parola, non gusterà la morte. Egli avrà la luce della Chi mi segue ha già vinto le tenebre. Per una strada sicura cammina. Invochiamo allora insieme lo Spirito Santo. Vieni, o Santo Spirito, illuminaci e cominceremo a brillare della tua luce, a brillare per essere luce per gli altri. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce. Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola. Cristo, immagine radiosa del Padre, in te soltanto abbracceremo Dio. Ti cercheremo, Signore, nella notte. Vigileremo per te in ogni tempo. E nei giorni della nostra vita tu verrai, per essere finalmente per noi il sole che non conosce tramonto. Vieni, Spirito d'amore, manda un raggio di luce, dolce ospite dell'anima, resta sempre con noi. O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore. Non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci sediamo. La nostra preghiera sarà vissuta in 3 momenti. Il primo momento, in questo primo momento invochiamo lo Spirito Santo per accogliere la luce che Dio ha messo in ogni creatura, quella luce che è vita. In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo.
dall'ascolto di questa parola di vita che ha illuminato tutta la creazione, rispondiamo, ascoltando due solisti, con le parole giuste, le parole dei salmi, le parole per dire grazie di quella luce che è la vita che è in noi, la vita che viene da Dio. Le ascoltiamo e le facciamo nostre. Signore, tu dai luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi getterò nella mischia, con il mio Dio scavalcherò le mura. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa. Tu li dissetti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto. Ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta, per camminare davanti a Dio nella luce dei viventi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perché odio ogni falso sentiero. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Rileggiamo alcuni di questi passaggi dei Salmi, ci fermiamo su quello che illumina di più la mia vita in questo momento. Ci rivolgiamo ora al Creatore per dirgli grazie con la preghiera che c'è a pagina 8, ci mettiamo in piedi. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza,
senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. E ora, durante il canto, vi chiedo di fare un piccolo segno. Avete ricevuto un piccolo braccialetto. Uno dei due, ne avete ricevuto i due in realtà, uno dei due, ora lo accendiamo. È il segno di quella luce che abita in noi, la luce della vita che abbiamo ricevuto da Dio. E per accenderlo basta spezzettarlo un pochettino e agitarlo. E si accenderà. E intanto cantiamo. Dall'eternità
E dalla luce, che è la vita che riceviamo da Dio, ora invochiamo lo Spirito per lasciarci riscaldare la vita dall'amore del Cristo, da Lui che è luce che riscalda. Quanta gente, quanti cristiani passano il tempo guardando il crocifisso e lì trovano tutto, perché hanno capito. Lo Spirito Santo ha fatto capire loro che lì c'è tutta la scienza, tutto l'amore di Dio, tutta la saggezza cristiana. Paolo parla di questo, spiegando che tutti i ragionamenti umani che lui fa servono fino a un certo punto, ma il vero ragionamento, il modo di pensare più bello, ma anche che più spiega tutto, è la croce di Cristo. È Cristo crocifisso che è scandalo, è pazzia, ma è la via. E questo è l'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. E perché? Perché chiunque creda in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. L'amore del Padre che vuole i Suoi figli con sé. Guardare il crocifisso in silenzio, guardare le piaghe, guardare il cuore di Gesù, guardare l'insieme. Cristo crocifisso, il Figlio di Dio, annientato, umiliato, per amore. Restiamo in silenzio, fissando il nostro sguardo sul crocifisso, luce che illumina.
riscaldati dalla luce del Cristo crocifisso e risorto, ora invochiamo ancora lo Spirito Santo per ascoltare ancora una volta la parola di Dio. Ci mettiamo in piedi.
Dalla lettera di San Paolo agli Efesini. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi, come deve essere tra santi, né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra a coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti, ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ci sediamo. Credo che potremo fruttuosamente sostare su questo brano della lettera di San Paolo agli Efesini senza bisogno di tanti commenti. Ma mi è venuto di pensare questo: il tema della luce su cui è impostata questa veglia non è un tema estraneo alla nostra cultura occidentale, non è un tema esclusivamente cristiano. Abbiamo avuto non moltissimo tempo fa quello che viene chiamato il secolo dei lumi, secolo cioè della luce o delle luci. L'illuminismo, anche nel nome, fa appunto riferimento alla luce, la luce della ragione che spazza via l'oscurità, o meglio ancora l'oscurantismo derivato dall'ignoranza, dalla superstizione, dal lasciarsi guidare da altri. Ricordate la famosa definizione di Kant? Fondamentalmente l'oscurantismo generato dalla fede, perché è stata questa poi l'applicazione.
Ma per andare più indietro, tutto il movimento della gnosi, dei tempi ancora greco-romani, era un movimento di illuminati. E illuminati vennero chiamati o si denominarono loro stessi gli appartenenti a movimenti che fondamentalmente si rifanno alla gnosi e che attualmente proliferano nel mondo. Illuminati sono gli adepti alla massoneria, illuminati sono i componenti di altri gruppi segreti presenti in giro per il mondo. Che differenza c'è? Che differenza c'è fra quella luce e la luce di cui parla Isaia, di cui parla San Paolo? Possiamo semplicemente dire così: la luce dell'illuminismo o di questi gruppi illuminati dalla gnosi in poi è una luce che viene dall'uomo, una luce che viene dall'uomo, dalla sua scienza, dalla sua tecnica, una luce che produce fondamentalmente conoscenza, illuminazione come conoscenza. La luce di cui parla San Paolo è la luce che viene dal Signore. Svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Lasciati illuminare da Cristo, è Lui la luce che illumina. Le letture, i canti che abbiamo fatto dicono esattamente questo. San Paolo in termini molto precisi, ma anche i canti e le preghiere che abbiamo fatto e le altre letture. Ed è significativo che San Paolo, quando definisce i frutti della luce, proprio nel brano ascoltato, non parla di conoscenza. La luce dell'illuminismo produce conoscenza. La luce che viene da Cristo produce bontà, giustizia e verità. Certo, anche verità, ma non esclusivamente verità, bensì bontà e giustizia e quindi verità. La luce che proviene dalla cultura e dalla ragione illuministica è una luce fondamentalmente intellettualistica. Lo si può dire proprio in maniera evidente, concettualistica. Produce idee, o meglio, ideologie. E noi sappiamo bene qual è stato l'esito delle ideologie nel secolo scorso. Disastroso. Il comunismo, il fascismo, il nazismo, il razzismo e potremmo continuare con tanti altri ismi. La luce che viene da Cristo produce una pratica di vita buona, bontà, giustizia, verità. Una pratica di vita buona ed è frutto di un discernimento, magari faticoso, ma di un discernimento che ha come criterio di misura e di giudizio il progetto del Signore. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore, grazie a quella luce che vi dà. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. E mi pare allora perfettamente plausibile la suddivisione di questa veglia, che non dice la luce fa conoscere, ma dice la luce è vita. La luce riscalda e proprio per questo la luce illumina. La luce che viene dal Signore Gesù ed è dono dello Spirito, è una luce personale, non è un'idea, è una luce personale. Potremmo dire che è una relazione la quale accompagna, riscalda il cuore e proprio per questo fa anche capire ciò che è buono, giusto e vero. I primi cristiani usavano chiamarsi fra di loro fotismoi, una delle varie definizioni. Fotismoi deriva da photos, luce, illuminati.
Come gli appartenenti alla massoneria? No, assolutamente. Apriti a Cristo, è Lui che ti illuminerà. Illuminati da una persona, illuminati dalla relazione con Lui, e proprio per questo luminosi, non perché tu sia luce, ma perché tu sei illuminato da Cristo e pertanto diventi luce per gli altri. Voi siete luce del mondo, non tanto perché siete più intelligenti degli altri, non tanto perché avete più conoscenza e più idee degli altri, non tanto perché disponete di conoscenze tecniche superiori agli altri, ma perché vi lasciate guidare dallo Spirito ad una comunione sempre più profonda con Gesù, che è, Lui sì, luce vera, la luce vera che illumina ogni uomo. Abbiamo pregato all'inizio con parole molto belle che richiamo e concludo. Apri i nostri occhi con la grazia dello Spirito Santo. È un dono poter vedere questa luce. Perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo, il Signore Gesù, e crediamo in Lui solo. Ci prepariamo allora a invocare in questo terzo momento la luce dello Spirito per riconoscere la luce che risplende nella comunione di quel corpo di Cristo che è la Chiesa, una comunione illuminata proprio dallo Spirito. Ci facciamo aiutare da 2 numeri della Evangelii Gaudium che ascoltiamo. Il tutto è più delle parti ed è anche più della loro semplice somma. Dunque, non si deve essere troppo ossessionati da questioni limitate e particolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande, che porterà a benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza evadere, senza sradicamenti. È necessario fondare le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. Allo stesso modo, una persona che conserva la sua personale peculiarità e non si annulla, ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. Non è né la sfera globale che annulla, né la parzialità isolata che rende sterili. Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro.
Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità, che in esso mantengono la loro originalità. Sia l'azione pastorale, sia l'azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da portare che non deve andare perduto. È l'unione dei popoli che nell'ordine universale conservano la loro peculiarità. È la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti. E allora vogliamo mettere qui davanti agli occhi di tutti un poliedro. In questo poliedro ci siamo proprio tutti, ci siamo tutti noi e ci sono tutte le associazioni, le aggregazioni, i movimenti laicali che sono presenti nel nostro territorio della diocesi. Ed è sotto la stessa luce dello Spirito che ciascuna di queste parti brilla e risplende del colore che gli è proprio. È quello che ora viene significato con un gesto che verrà realizzato da 12 realtà associative presenti nella nostra diocesi, che rappresentano anche tutte le altre. Rimaniamo seduti. Comunione e liberazione. Vado. Speranza. O Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza. Questa è la frase più importante per tutta la storia della Chiesa. In essa si esaurisce tutto il cristianesimo. Senza la Madonna noi non potremmo essere sicuri del futuro, perché la sicurezza del futuro ci viene da Cristo, il mistero di Dio che si fa uomo. Attraverso di lei il dono dello Spirito Santo si è comunicato all'uomo. Nel seno di Maria è cominciata l'ultima storia dell'umanità. È un miracolo, l'inizio della fine del mondo. O Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza. Azione cattolica. Mossi da quel passo dell'esortazione in cui si dice che si lavora nel piccolo con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia, la parola che abbiamo scelto per rappresentare l'azione cattolica è popolare, una delle dimensioni che contraddistinguono la vita associativa. L'Azione Cattolica Italiana, attraverso la propria vita associativa, intende realizzare, dice lo Statuto,
nella comunità cristiana e nella società civile una specifica esperienza ecclesiale laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica. La popolarità è dimensione concreta, dove si incontrano persone e cose, luogo caro in cui riconoscersi, sentirsi accolti, protetti. Popolarità è sentirsi a casa in parrocchie, nei nostri villaggi e nelle nostre città. La popolarità comporta conoscere e saper leggere in profondità contesto, realtà, territorio nel quale si vive. La dimensione popolare appartiene al DNA dell'uomo, intendendola in senso aperto, dinamico, inclusivo. Attenzione è necessaria a non confondere la dimensione popolare con il populismo, che diversamente predica identità egoistica e razzola nell'intolleranza. Essere popolo non costituisce un'entità amorfa in cui si annega l'identità personale, ma è al contrario una comunità umana articolata, fatta di una complessa tessitura di relazioni interpersonali che devono essere riconosciute e promosse secondo una pluralità di forme partecipative. Movimento dei Focolari. Chi mi sta vicino è stato creato in dono per me ed io sono stata creata in dono a chi mi sta vicino. Sulla terra tutto è in rapporto di amore con tutto, ogni cosa con ogni cosa. Occorre però essere l'amore per trovare il filo d'oro tra gli esseri. Da uno scritto di Chiara Lubick. E nel movimento dei Focolari si è sempre pensato e detto che ciascuno di noi è unico, ognuno dono per l'altro, e che questa nostra diversità arricchisce il mondo, protesi verso il fine ultimo, che è l'unità. La nostra parola quindi è dono. Agesci. Comunità. La comunità è lo stile con cui noi scout viviamo il nostro stare insieme a tutte le età, in branco, in cerchio, in reparto, in noviziato, in clan, in comunità capi. Ognuno riflette una sfumatura diversa di colore, che solo in una dimensione di convivialità delle differenze può risaltare e creare qualcosa di bello. In comunità si sperimentano il gioco, l'avventura, la strada, la fede. La comunità prega e condivide ispirandosi allo spirito delle prime comunità cristiane. È inoltre il luogo del confronto schietto di idee, della collezione fraterna, dell'accoglienza di chi riesce a trovare un suo posto nella ricchezza di ciò che è e di ciò che può portare. La comunità vive al suo interno, ispirata a una legge e a una promessa, dinamiche di crescita per il singolo e per il gruppo intero, ma è pronta ad aprirsi all'esterno nel servizio, nel confronto generativo, nella logica di rete che aiuta a cogliere meglio analogie e differenze. Rinnovamento nello spirito. La riscoperta dell'azione dello Spirito Santo e della grazia battesimale mediante un cammino di vita nuova e la preghiera di effusione dello Spirito Santo, l'incontro vero e autentico con Gesù Signore e Salvatore fanno sperimentare un modo nuovo di essere cristiani e di vivere nella Chiesa secondo la tradizione propria delle prime comunità cristiane. Un amore nuovo per la parola di Dio, una più profonda partecipazione alla vita sacramentale, il desiderio di formazione, l'esercizio dei carismi, l'anelito alla vita fraterna, la volontà di testimoniare ed evangelizzare, ponendo la propria vita sul fondamento di Cristo e sulla sua signoria, hanno origine dal desiderio di ascoltare lo Spirito Santo e lasciarci guidare da Lui. Rendimento di grazie, lode, adorazione,
stupore di fronte alla grazia di Dio che opera incessantemente. Questo è rinnovamento. L'unità e il sì, per un imprevisto improvviso, non riescono ad esserci. Comunque la loro parola si esprime con servizio. La esponiamo comunque. Ordine francescano secolare. Lo rappresentano La vocazione dell'ordine francescano secolare è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna. San Francesco nel suo testamento dice: «Il Signore mi donò dei fratelli». I fratelli sono un dono di Dio. In loro, e specialmente nei più poveri, incontriamo Cristo vivo nel mondo. Vivere in fraternità è un'esperienza che arricchisce, fa uscire da se stessi e fa crescere nell'amore reciproco, facendosi dono per gli altri. incontro matrimoniale. La nostra associazione aiuta le coppie di sposi ad approfondire il dialogo, l'espressione dei sentimenti, il valore del sacramento del matrimonio, così che ogni coniuge continui a decidere di amare l'altro come Gesù stesso ci invita a fare. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il prendersi cura della nostra relazione di sposi genera amore, gioia, perdono, responsabilità e tenerezza, frutti che si riversano inevitabilmente intorno a noi, nella nostra famiglia, nelle nostre comunità e nella società. Questa è la caratteristica e la missione che ci distingue nella Chiesa e nel mondo. Per questo la parola è relazione. Carismatici d'Assisi. È questo movimento che accoglie carismi nuovi e che poi vengono anche seguiti e fatto un discernimento. Per cui la parola, la riflessione che è stata fatta a proposito di ciò che ha detto il Papa sul poliedro, nel suo impeto creativo lo Spirito Santo continua a rinnovarsi ed essendo l'amore legato alla vita umana, man mano che il dono di sé diventa più vero e profondo, si sviluppano nuove e sconosciute possibilità d'amore e di modalità di mettersi in relazione con Dio. Su quell'insieme di gemme preziose che in un poliedro dalle 1000 sfaccettature sprigiona bagliori di luce divina. Lo Spirito illumina e unisce nell'unica verità dell'amore. I cooperatori salesiani. Abbiamo scelto la parola sogni, perché come salesiani cooperatori condividiamo i sogni di Don Bosco per tutti i giovani. Ci impegniamo a sognare con i giovani e a crederci insieme. I sogni non sono solo desideri, ma progetti che diventano azioni concrete e quotidiane.
In quest'epoca di passioni tristi, incoraggiare i giovani ad avere sogni di bene è una grande sfida educativa. E quest'anno festeggiamo i 200 anni del sogno dei 9 anni di Don Bosco, che ha profondamente segnato e guidato la sua missione e quella di tutta la famiglia salesiana. Movimento per la vita. Noi dell'Associazione Centro di Aiuto alla Vita, Movimento per la Vita, crediamo nel valore e nella bellezza di ogni vita umana, dal concepimento alla morte naturale. Ci impegniamo per tutelare la vita nascente, sostenendo mamme e famiglie con la vicinanza, l'ascolto e servizi concreti, adoperandoci per cercare di limitare le difficoltà economiche e sociali che talvolta rendono difficoltosa l'apertura a una nuova vita. Quindi la parola è accoglienza per ogni essere umano, nella convinzione che la vita sia un bene comune da accogliere e proteggere sempre, in ogni situazione, specialmente quando è più fragile e indifesa. Ed è proprio sotto la stessa luce, come vediamo in questo poliedro, che risplende una comunione di diversi doni e carismi nella Chiesa. Per questo ora cantiamo.
Prima di ricevere la benedizione del nostro Vescovo, che è la benedizione del Signore, ci mettiamo in piedi e presentiamo al Signore alcune intenzioni che ci stanno a cuore. Ad ogni invocazione rispondiamo: aiutaci, Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Aiutaci, o Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Padre, nello Spirito vieni e visita la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Dona le speranza nel cammino per illuminare dalla tua luce ogni essere umano che cerca il tuo volto. Preghiamo. Aiutaci, Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Padre, nello Spirito vieni e visita la Chiesa che è in Vittorio Veneto, la nostra diocesi. Percorra con fiducia le strade che tu continui a indicarle attraverso i segni luminosi del tuo amore. Preghiamo. Aiutaci, Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Padre, nello Spirito vieni e visita con la tua luce chi si sente smarrito e afflitto, possa ritrovare fiducia e camminare nella vita custodito dalla tua provvidenza. Preghiamo. Aiutaci, o Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Padre, nello Spirito vieni e visita con la tua luce chi vive un tempo di tristezza e di scoraggiamento. Scopra nella tua parola una chiamata a riscoprire i propri doni e la propria bellezza interiore. Preghiamo. Aiutaci, Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Padre, nello Spirito vieni e visita con la tua luce le famiglie, in cui si sono spente l'armonia e la concordia, possano avere ancora la capacità di osare il dialogo e la comunicazione d'amore. Preghiamo. Aiutaci, o Padre, ad accogliere il tuo Spirito. Padre, nello Spirito vieni e visita con la tua luce il nostro mondo ferito dalla guerra e dalla violenza. Le tenebre dell'odio siano vinte da gesti di riconciliazione e di pace. Preghiamo. Aiutaci, o Padre. E raccogliamo nella preghiera che ci ha insegnato il Signore Gesù, che ci è stata consegnata nel momento del nostro battesimo, tutte queste intenzioni e le altre che portiamo nel nostro cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. È Dio la nostra luce, è Dio la nostra gloria. È Dio la nostra luce, è Dio la nostra gloria. Non sarà più il fiammeggiare del sole. È Dio la nostra luce, è Dio la nostra gloria. Non ci sarà più sera, non ci sarà tristezza. È Dio la nostra luce, è Dio la nostra gloria. Non sarà più il fiammeggiare del sole a illuminare il giorno. È Dio la nostra luce, è Dio la nostra gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie al nostro Vescovo Corrado, gli auguriamo una buona Pentecoste, ma ce l'auguriamo vicendevolmente di poter vivere bene questa solennità illuminati dallo Spirito. A proposito, e l'altro braccialetto? L'altro braccialetto domani vi invito
a donarlo a qualcun altro, qualcuno della famiglia o qualcuno che troverete in chiesa, e gli direte, alla loro faccia sorpresa, gli direte: ti invito a risplendere della luce di Gesù. È un segno per poter vivere bene questa Pentecoste. Grazie al coro che ci ha davvero aiutato a pregare bene, grazie a tutti quelli che hanno preparato questo momento di preghiera, a chi ha preparato questo bellissimo poliedro che ci resterà nella memoria per la festa di domani, ringraziando il Signore per i tanti doni e i carismi che continua a dare alla nostra Chiesa, a quella Chiesa che è qui in Vittorio Veneto, ma a tutta la Chiesa che è nel mondo. Ci affidiamo a Maria con il canto finale.